Profughi, risale la tensione a Chioggia, rivolta dei migranti barricati dentro un ex albergo. A Resana la protesta dei residenti per l'arrivo in paese. Intanto a Padova il prefetto promette l'hub di Bagnoli verrà alleggerito. Era stato comprato a Padova il taglio usato dal 27enne che ha ucciso i nonni e una zia con il potentissimo veleno a Nova Milanese. Il giovane arrestato ha detto l'ho fatto per punire soggetti impuri. Raffica di perquisizioni nelle abitazioni di 13 dei componenti di Veneto Fronte Schinez, protagonisti dell'irruzione di Como. A setaccio tablet e computer, ma all'Oligo nessun blitz. La rabbia e lo shock delle vittime più volte derubate in casa. Dolo un uomo colto da malore dopo il 10° raid. A Mogliano 9 incubi per una famiglia. Relazione dell'autorità anticorruzione sul terzo atto convenzionale per la realizzazione della Pedemontana Veneta. Il governatore Zaia dice grazie a Cantone per aver riconosciuto la bontà dell'opera. Da ieri BPV, da oggi Veneto Banca, fino a lunedì il passaggio di 1,5 milioni di correntisti a Banca Intesa, un cambiamento epocale tra dubbi e timori sulle nuove procedure. Ritorna la rubrica Il tuo presepe, inviateci video e foto delle vostre natività o chiamateci, verremo da voi per immortalare le creazioni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali che apre tornando a parlare di tensioni per quanto riguarda profughi e migranti in Veneto. Tensioni da una parte, cioè dalla parte dei migranti, come è già successo a Cona in queste settimane, tensione anche dalla parte dei residenti. Cominciamo allora dalla tensione dei migranti. Oggi, ieri sera e stamane e per lungo tratto della giornata una rivolta dei migranti ospitati in un ex albergo a Chioggia. Siamo stati chiusi fuori, sono barricati dentro, fortunatamente il cuoco è riuscito ad entrare, c'era la guardia notturna di notte e che non ha avuto problemi. Nuova protesta di un gruppo di migranti ospitati nell'ex ristorante albergo Albergosso a Sant'Anna di Chioggia. Dopo un'accesa discussione iniziata tra il gestore della struttura e i richiedenti asilo mercoledì sera, in mattinata i ragazzi si sono barricati all'interno in attesa dell'arrivo del vicario del prefetto Sebastiano Cento, a cui hanno rivolto alcune richieste. I riscaldatori non funzionano. Abbiamo coperto tutti i letti perché fa fresco, anche per fare il bagno con l'acqua fredda. Perché noi non siamo animali, è vero che siamo immigranti, sono qua per aspettare qualcosa, ma se lui si comporta male con noi non possiamo essere d'accordo con. Siamo tutti tranquilli qui. Pace vogliamo che loro rispettano anche noi, perché il rispetto è reciproco. I migranti sostengono che il titolare abbia preso uno di loro per il cappuccio della felpa, ma Pagan sostiene invece sia accaduto il contrario, dimostrando anche comprensione. Questi ragazzi sono da troppi mesi, alcuni anche 2 o 3 anni, aspettano il famigerato, famoso permesso di soggiorno plastificato di 2 o 5 anni, quindi sono un po' stressati anche loro. I migranti sostengono anche di voler andare a scuola per imparare l'italiano, ma che non sia possibile perché devono pagare. Il presidente della cooperativa, che da novembre si occupa della struttura, però afferma il contrario. Questo è assolutamente falso, perché ci sono le fatture. Comunque io sfiderei i ragazzi di fronte a me a dire questo. Paghiamo il trasporto pubblico, abbiamo dato degli abbonamenti ai ragazzi e tutti i biglietti per quanto riguarda appuntamenti in questura, prefettura, documentazione, sanitario, medicinali, e poi i nostri operatori seguono sempre anche nel trasporto. Il dispiacere è che avendo dato di più abbiamo ricevuto una situazione di questo tipo. E adesso a Resana, nel Trevigiano, in cui lo scontro sull'accoglienza dei migranti andava avanti da mesi. Il commissario prefettizio aveva aperto alla possibilità di dare a loro una struttura, l'attuale sindaco l'aveva negata e allora un privato ha scavalcato tutti e c'è una tensione, ci sono timori da parte dei residenti vicini. Abbiamo provato a convincere il privato a rinunciare a questa operazione. La risposta è stata: a casa mia faccio quello che voglio, di più non. 13
13 migranti in via Nogarola a Resana sono quelli arrivati ieri in serata nella villetta di un privato, a gestirli una cooperativa. Nessun commento dalla prefettura, se non che si va avanti con l'accoglienza diffusa. Il comune, d'altro canto, aveva rinunciato allo SPRAR, l'accoglienza di secondo livello, con i relativi finanziamenti che avrebbe comportato. Linea su cui il sindaco Stefano Bosa rimane fermo, ma tant'è. I migranti sono comunque arrivati e all'amministrazione non rimane che vigilare. Noi, come intervento che abbiamo fatto subito, è stato quello di andare là, vedere che il luogo è in regola, che è tutto a posto, e su questo saremo ferrei, cioè vigileremo sulla sicurezza e su come vengono gestiti questi profughi. Tra i vicini c'è preoccupazione, tanto che alcuni che in mattinata si erano dimostrati disponibili a parlare davanti alle nostre telecamere hanno poi chiesto di non comparire. Esposti e fatti rimuovere striscioni contro il sindaco, come dimostra il post pubblicato su Facebook dall'ex assessore Leopoldo Bottero. Siccome non sono riusciti a farglieli prendere il comune, hanno trovato una banda di negrieri di Castelfranco Veneto che hanno trovato un manutengolo a Resana che gli affitta uno spazio che è stato negato al comune per mettere a posto degli sfrattati del comune, sempre stranieri, cosa che si poteva fare, ma evidentemente rende meno prendere una pigione che tenere lì un po' di poveracci e sfruttarli a 1.000 euro al mese. La speculazione da una parte e la frattura che la presenza dei migranti produrrà dall'altra, questi i grossi timori di Bottero, ma il caso Resana è per ora solo all'inizio. E poi, come sappiamo che il Viminale ha di fatto dichiarato che Cona non chiuderà, e quindi riportando la rabbia all'interno dell'amministrazione comunale di Cona. Dall'altra parte il prefetto invece di Padova fa il punto sulla ex caserma San Siro di Bagnoli e dice lo svuotamento deve andare avanti. Stiamo continuando a fare quello che personalmente faccio dal 13 febbraio, cioè da quando sono arrivato in questa provincia, ma che facevano già da prima. Ovviamente continuare a lavorare per l'accoglienza diffusa, quindi i numeri su Bagnoli stanno ovviamente diminuendo. Meno partenze e meno arrivi sulle nostre coste, meno migranti anche negli hub realizzati in Veneto. Se dal governo arriva la doccia fredda per Cona, nessuna chiusura, ha affermato in Parlamento il sottosegretario all'interno Domenico Manzione. Il cambio di marcia di alcuni sindaci del Padovano ha portato i primi effetti sulla ex caserma a nato di San Siro di Bagnoli. Se a febbraio i comuni che accoglievano erano 4 su 10, a dicembre la cifra si è invertita. 6 comuni su 10 accolgono, 4 no, ma la tensione resta alta, lo confessa il prefetto di Padova Renato Franceschelli. Qualche sindaco ogni tanto si arrabbia, però insomma io penso che sia doveroso soprattutto nei confronti di quei sindaci che da sempre, da subito hanno preso questa loro quota. E il problema non si limita a Bagnoli, spiega il prefetto. Bagnoli era un numero considerevole, ma non è solo Bagnoli che ha grossi numeri, penso a Montagnana, penso a Battaglia, ci sono altre realtà che comunque hanno numeri considerevoli, anche se non in strutture come Bagnoli, quindi poi un po' alla volta dovremo anche ragionare con quelli per portarlo a quello che è il livello poi dell'accordo nazionale, cioè del 2,5-3 per 1.000 abitanti. E i profughi erano il tema del volantino letto, lo ricorderete, dal gruppo del Veneto Fronte Skinheads quando fecero irruzione in una serata proprio sul tema migranti a Como, scatenando numerose polemiche. Una serie di perquisizioni sono scattate oggi proprio nei confronti di 13 componenti della formazione di estrema destra. Perquisizioni tra Como, Brescia, Genova, Lodi, Mantova e Piacenza, città di residenza degli indagati. Sappiamo che il nucleo, la sede dell'associazione è a Lonigo a Vicenza, tanto che si chiama Veneto Fronte Skinheads. Ebbene, nei confronti degli attivisti il questore di Como ha avviato il procedimento per l'adozione dell'avviso orale, perquisizioni di PC, tablet e altri supporti informatici per capire anche se si tratti di un fatto isolato o se rientri in una strategia più articolata e più ampia. Sta anche cercando il volantino, quello letto, come vediamo in queste immagini, da uno degli appartenenti. Nessuna perquisizione invece a Lonigo, in provincia di Vicenza, dove ha sede l'associazione Veneto Fronte Skinheads, anche perché non esiste di fatto una sede fisica dell'associazione, ma soltanto un recapito di casella postale. E allora apriamo la pagina della cronaca con l'incredibile vicenda dell'avvelenatore 27enne lombardo che ha ucciso i nonni e la zia e che aveva comprato il taglio per avvelenare i suoi parenti a Padova.
5 confezioni di solfato di taglio acquistate con falso nome via internet da un'azienda padovana dopo aver tentato di procurarsi dell'arsenico. È stata proprio una mail spedita con il falso nome di Davide Galimberti, ancora conservata nella casella di posta in Bozze e trovata dai carabinieri a tradire Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese in Brianza, accusato di aver ucciso con il veleno i nonni paterni e una zia. Un veleno in odore e in sapore usato come topicida, il taglio numero chimico 81. Avrebbe avuto intenzione di uccidere ancora Mattia Del Zotto, secondo gli inquirenti, per questo il fermo. 3 le persone morte, altre 5 hanno rischiato. I nonni materni sono ancora ricoverati. Persone impure, avrebbe detto il giovane ai carabinieri che lo arrestavano dopo aver analizzato mail e cellulare. E sempre dal Padovano la tragedia invece di un ragazzino di 15 anni che decide di togliersi la vita. L'allarme ai carabinieri di Torreglia era stato lanciato dalla madre. Il figlio, 15enne, dopo essere uscito di casa, le aveva inviato un messaggio nel telefonino col quale manifestava l'intenzione di un gesto estremo. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state immediate e ininterrotte fino al triste epilogo, il rinvenimento del corpo sul Monte Pirio lungo il Sentiero dei Colli da parte di una pattuglia dei carabinieri di Teolo. La salma, recuperata con l'aiuto del personale dei Vigili del Fuoco, è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale civile di Abano Terme. Ancora la cronaca, un 51enne dipendente di un'azienda di autotrasporti di Padova è morto in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada del Brennero, sulla carreggiata nord tra il casello di Nogarola e Rocca in provincia di Verona e l'allacciamento con l'A4 Milano-Venezia. L'uomo, appunto un 51enne di origine albanese, è rimasto coinvolto in un tamponamento tra tir ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi con l'elicottero del 118. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha eseguito i rilievi dell'incidente. Lunghe code si sono registrate sull'A22 anche a causa della chiusura temporanea in entrata del casello di Nogarole Rocca. Lasciamo la cronaca adesso per parlare invece di Pedemontana, perché è stata resa pubblica oggi la relazione dell'ANAC, l'autorità anticorruzione. Ringrazio il Presidente Raffaele Cantone per averci consentito di concludere in modo positivo un percorso sicuramente complesso, cominciato quando con la mia amministrazione ereditammo quest'opera viaria strategica con tutti i suoi problemi e tutte le sue incertezze. L'ha detto il governatore Luca Zaia commentando il parere reso noto oggi dall'ANAC sul terzo atto convenzionale per la realizzazione della Pedemontana. Secondo Zaia si completa pertanto un percorso progettuale che ora trova l'approvazione anche di uffici non certo abituati a fare sconti. ANAC conferma con estrema chiarezza la bontà dell'impostazione del terzo atto convenzionale. Ci sarà ancora lavoro da fare, aggiustamenti da compiere, prosegue, criticità da superare che con lucidità ANAC stessa ci segnala, ma ora possiamo dire di aver attraversato uno dei passaggi fondamentali per l'avvio dell'opera. E a proposito di passaggi fondamentali, c'è un passaggio epocale in questi giorni, parliamo delle banche venete. Da ieri Popolare di Vicenza, da oggi Veneto Banca, è il passaggio di 1,5 milioni di correntisti a Banca Intesa. Venete, siamo all'ultimo atto, ovviamente per i correntisti, perché per la magistratura, lo Stato e soprattutto gli azionisti truffati il percorso è ancora lungo e purtroppo pieno di insidie. Parliamo di 840.000 conti correnti per Vicenza e 580.000 per Veneto Banca, che nelle prossime ore diventeranno un ulteriore pacchetto clienti di Intesa San Paolo, acquistati tutti ad €1. Un trasferimento non da poco, considerando che cambierà tutto a tutti, partendo dal codice stesso del conto corrente, che detto così sembra poco, ma in realtà sposta un vero e proprio universo contabile. Dalle paghe alle domiciliazioni di gas, luce, acqua e rifiuti, dai bancomat alle carte di credito, dagli assegni alle spese condominiali, questa rivoluzione iniziata ieri per Vicenza e oggi per Veneto Banca coinvolge tutti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Coloro che sono coinvolti in questo passaggio interbancario dovranno comunicarci i nuovi IBAN, questo codicione, chiamiamolo lungo, che inizia con IT per i non addetti a lavoro e finisce di solito con i numeri di conto corrente, dovranno comunicarcelo per tempo affinché possiamo aggiornare i nostri dati in gestionale per il flusso di pagamenti che ci viene delegato. E questo è solo un assaggio di quello che sta accadendo in queste ore con le filiali della Banca di Montebelluna chiuse anticipatamente e cartelli come questo appesi ai bancomat. Dall'istituto rassicurano che il trasferimento sarà indolore, nel senso che la finestra di coabitazione tra il conto corrente vecchio e quello nuovo durerà per diversi mesi, proprio per evitare che bonifici o pagamenti non arrivino con relative interruzioni di servizi. I consigli comunque sono di controllare con calma tutto.
dovrebbero essere arrivate alle case appunto delle persone coinvolte in questi passaggi delle comunicazioni da parte di Banca Intesa, dove sono già indicate le coordinate bancarie che verranno variate con la famigerata data dell'11 di dicembre, per cui magari il dipendente è opportuno che faccia una comunicazione per tempo all'azienda perché l'accreditamento dello stipendio venga fatto nelle nuove coordinate bancarie. A mio avviso è opportuno che magari chi ha domiciliazioni di bolletto o quant'altro faccia un passaggio in banca per verificare che tutte le operazioni vengano svolte nell'iter corretto. Torniamo alla cronaca, parliamo di sicurezza con vittime particolari dei furti, vittime colpite più e più volte. A Dolo un uomo, un signore che viene colpito per la 10ª volta e viene colpito purtroppo anche da un malore. Devono morire e basta, devono morire, se Dio c'è dovrebbero morire, ecco. C'è rabbia, ma soprattutto dolore nelle parole di Francesca Ferraresso, sorella di Giovanni, il 68enne negoziante di Dolo, che lunedì sera è stato colto da un grave malore dopo aver scoperto che i ladri erano entrati per l'ennesima volta nella sua abitazione. È la 10ª. Come vedo la luce accesa, dove sono entrata, è un soggiorno grande, guarda a destra e a sinistra, è un disastro. Quindi loro hanno fatto il disastro su 2 piani di una casa. E non è la prima volta? Non è la prima volta perché ci hanno provato altre 10 volte ma non sono mai entrati. Hanno rotto un vetrocamera spesso così e vetri dappertutto. Hanno preso, svuotato 4 armadi, 4 comò, un disastro, perfino dentro la lavatrice sono andata a vedere. E dopo aver visto la sua casa sottosopra il cuore del signor Ferraresso, ora ricoverato in rianimazione nell'ospedale di Dolo, ha avuto un cedimento. Ho chiamato subito il 118, lui non voleva partire per non vedermi una casa disastrata. È partito e è così. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri. E mentre le indagini per trovare i responsabili proseguono, i fratelli Ferraresso vivono nel dolore e nella paura. Non ce la faccio più perché la prima volta ci hanno preso di mira il 3 marzo del 2007. E sempre non sono riusciti ad entrare, hanno sempre rovinato balconi e finestre o porte e questa volta sono entrati perché sicuramente sapevano che eravamo qua. Le cose si sistemano, la vita non si ricopre e basta, non so che fine farà. A Mogliano invece 9 raid in una abitazione. E questa me l'hanno smontato la serratura, adesso è appoggiata. Quel piede di porco ha fatto festa, adesso è appoggiata proprio, e anche la porta laterale. Cosa è successo ieri sera? Niente, è scattato l'allarme come sempre e ho abbandonato il mio negozio, sono venuto qua di corsa, in 5-6 minuti ero già presente il fatto e naturalmente sono scappati come che mi hanno visto. Un copione che si ripete da ben 9 volte. Ladri che saltano la recinzione, forzano gli infissi per poi fare razzia. È sempre di mira questa villetta di via Sozzi nel quartiere di Mazzocco a Mogliano. Probabilmente attratti dalla signorilità dell'edificio, per ben 2 volte sono entrati devastando le stanze, mentre per le altre 7 l'incursione è terminata con la fuga senza portar via nulla grazie al sistema d'allarme. Hanno divelto le finestre, la porta, e hanno messo fuori uso le telecamere. Quasi un record per la famiglia Moro che, pur ringraziando forze dell'ordine e il controllo di vicinato, si è sfogata sui social, sottolineando come alla fine allarmi inferiate servono solo a limitare la loro di libertà. Siamo ridotti inferiati, proviamo di mettere tutti i sistemi, ma si vede la voglia di questi signori di vivere a sbaffo. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale del Veneto, ripartiamo dal Ponte dell'Immacolata. Che tempo ci sarà in questo weekend? L'abbiamo chiesto al nostro esperto. Arriva la neve? Sì, ma sarà soltanto un assaggio veloce. Il Ponte dell'Immacolata visto ai raggi X dagli esperti del settore, a partire da domani. Venerdì 8 dicembre una debole perturbazione atlantica raggiungerà la nostra regione portando qualche precipitazione che sarà nevosa sopra i 1000-1200 metri.
Poi sabato arriverà aria più fredda, molto fredda dai quadranti settentrionali, che farà calare le temperature anche di 8-9 gradi, però il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. E poi finalmente i fiocchi bianchi anche in pianura, in tutte le città del Veneto. Da domenica attenzione, perché stante le temperature molto basse e una nuova perturbazione atlantica inizierà a portare a distribuire precipitazioni su tutto il nord, anche sul Veneto, e potranno assumere carattere nevoso anche in pianura in tarda serata e nella notte. Ma sarà quasi un'illusione. Poi il lunedì mattina pian piano si trasformerà in pioggia, dato che è previsto un aumento termico anche importante di 6-7 gradi per l'arrivo di venti più caldi meridionali. Per la neve vera dunque bisognerà attendere. Allora l'Immacolata, il giorno dell'Immacolata, il giorno di domani è anche l'inizio della tradizionale, il giorno in cui si fa l'albero di Natale, si allestisce l'albero di Natale e soprattutto si allestisce il presepe. E allora ritorna il tuo presepe, mandateci video, foto oppure chiamateci per venire a vedere le vostre creazioni. Torna alla rubrica del telegiornale Il tuo presepe. Un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli non solo della religiosità ma anche della nostra cultura. Presepe che fa notizia, con la Regione pronta a finanziare dal prossimo anno le sacre rappresentazioni nelle scuole e nelle sedi pubbliche. Presepe che racconta l'impegno delle famiglie, richiamate da una storia che si ripete da oltre 2000 anni. E presepe è anche occasione di arte ed espressività personale, con interpretazioni moderne accanto a volti e forme antiche, a semplicità intense accanto ad evoluzioni tecnologiche di ultima generazione. Tutto per raccontare una nascita che è da sempre e per tutti il primo simbolo di speranza. Un'energia positiva che avvolge anche chi non crede, ma che il presepe lo fa perché è il primo e principale simbolo della famiglia. E allora raccontateci il vostro presepe, segnalandolo ai numeri e indirizzi che vedrete in questo cartello che vi proporremo ogni sera, perché ci racconterete un po' più di voi, magari riuscendo a condividere quella speranza con chi non ce l'ha più. Ecco perché abbiamo deciso di rinnovare questo appuntamento con i vostri presepi, perché almeno a Natale, condividendo le vostre realizzazioni, ci sentiremo davvero un'unica grande famiglia. Allora chiamateci e noi verremo, e con questo ci salutiamo, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Cambia il tempo sulle nostre regioni proprio a ridosso del ponte dell'Immacolata, con precipitazioni un po' ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto una perturbazione atlantica investe la nostra regione portando precipitazioni diffuse da deboli a moderate e la neve cadrà sopra i 1000 metri sulle prealpi e sui 500 metri invece sulle Alpi. Temperature massime che saranno comprese tra 4 e 9 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse un po' ovunque sulla nostra regione e localmente potranno risultare anche moderate. La neve cadrà in montagna sopra i 1000 metri sulle prealpi e a 500 metri invece sulle Alpi. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 4 e 9 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui la perturbazione atlantica porterà precipitazioni sparse ma diffuse, generalmente deboli e comunque nevose sopra i 400-500 metri. Vediamo le temperature, le massime saranno attese sui 2-3 gradi, valori notturni invece sotto zero ovunque. Il mare sarà mosso, localmente molto mosso nel Golfo di Trieste, i venti forti sud-occidentali, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.